sportivi, buongiorno a tutti da Adriano Berruti, siamo in diretta dallo stadio Giorgio Castelli di Roma. Domenica 29 maggio si gioca la finale Under 15 del campionato d'Elite, in campo la Tor Tre Teste e la Vigor Perconti. Andiamo subito a vedere le scelte dei due mister, con Marco May che sceglie Di Veronica tra i pali, poi Di Bartolomeo, Carrillo, Russo, Mazzara, Fanali, Lombardi, Di Leo, Adamo, Lorenzo Lombardi e Davide Sardilli lì davanti. Scelte di mister Matteo Delle Fratte invece con Macor tra i pali, difesa con Pulcini, Alfano, Jacoponi e Incelli a centrocampo, Cerenza, Ciani, Barraco, Troise, Pistillo e Milana. E si comincia con il tocco all'indietro per Adamo, quindi prova subito a recuperare la Vigor con Troise, bandiera di rigore, Troise cerca di liberare il mancino, poi si accentra, subito il gol della Vigor al primo minuto. Naraya Troise recupera palla sulla tre quarti, dribbla e apre il destro per l'1-0 dei Blaugrana. Palla centrale per Mazzara, di nuovo il numero 5 sulla tre quarti, prova a scodellare in area di rigore per il colpo di testa tentato da Sardilli, palla che arriva debole tra le braccia di Valerio Macor e chiuso da Riccardo Jacoponi, quindi pallone che arriva dentro, forse c'è una spinta all'interno dell'area, quindi la conclusione tentata da Davide Sardilli. Poi ancora il colpo di testa, qui doppia chance di Leo, va via Milana, riesce ad andare a prendere il pallone Di Leo in scivolata, poi non libera però la Tor Tre Teste, al limite Pistillo cerca di palleggiare e liberare il mancino, alza troppo la traiettoria sopra la traversa di Matteo Di Veronica, quindi buona copertura della profondità del numero 2 che poi rischia l'uscita, palla al piede con il tunnel ai danni di Alessio Lombardi, quindi palla verticale per Xani. Fanali con una buona diagonale, poi lo scarico all'indietro per Matteo Di Veronica, lancio sbagliato del numero 1, Pistillo cerca la porta, va a servire, a dialogare ancora con Alessio Lombardi, l'anticipo di Barraco che esce palla al piede, rilancia il contropiede della Vigor con Pistillo, verticale Xani, arriva in chiusura Fanali, spalla a spalla, positivo qui del numero 6 che però perde il contrasto con Xani, area di rigore Barraco, sortita offensiva del numero 8 che va a calciare dalla destra. Se non andiamo errati sono stati assegnati 3 minuti di recupero qui dallo stadio Giorgio Castelli, che sarà teatro da domani sera del Memorial Castelli, quinta edizione della categoria Under 16, gara d'esordio che sarà tra Tor di Quinto e Savio. La scivolata di Mazzara che non riesce a commettere fallo, ancora Pulcini si presenta sulla tre quarti campo, c'è Pistillo ad aiutare sulla destra, Pulcini 7, punta Di Bartolomeo, cerca lo scambio con Alfano, controllo orientato, prende il fondo, Alfano mette in mezzo, Xani non riesce a calciare, poi pallone che rimane lì, cerca ancora la rovesciata, quindi Alfano, arriva il 2-0 della Vigor, ma si è alzata subito la bandierina dell'assistente del direttore di gara. Sardilli con il tacco al limite per Alessio Lombardi, si accentra, Lombardi prova a caricare il mancino, il calcio d'angolo di Cerenza in mezzo all'area, stacca Incelli, sono saliti Jacoponi e Incelli, Pistillo calcia verso la porta, pallone leggermente alto, Bartolomeo anche sfortunato con il pallone di Alfano che era riuscito comunque a filtrare, poi buona copertura di Veronica, qui Renzi al limite di prima, imbuca dentro il pallone per Ferla e il pareggio della Tor Tre Teste di testa ha segnato Cristian Ferla. Riposo, saranno quindi tempi supplementari a decidere la finalista del campionato d'Elite Under 15, ferme sul punteggio di 1-1 Tor Tre Teste e Vigor Perconti. Un spazio a sinistra, rimonta Pistillo, quindi la palla dentro, attenzione qui al tocco di mano, forse riesce a levarla in tempo Flavio Incelli, ha lasciato andare qui Matteo Capogna, ha rischiato tanto però Flavio Incelli a riempire l'area di rigore Milana, Colangeli ma anche Jacoponi, pallone sul secondo palo, Pistillo col mancino, calcia forte e gol di Pistillo, errore clamoroso di Matteo Di Veronica e il nuovo vantaggio della Vigor Perconti con la complicità di Delle Fratte. Intanto può girare ancora la partita perché arriva il rosso per Daniele Barraco, un'esultanza eccessiva di Daniele Barraco.
Il lancio di Russo all'interno dell'area di rigore, l'uscita di Deramo, quindi Renzi e ancora la presa. C'è accanto a lui Alessio Lombardi, 3 minuti di recupero che cominciano adesso, pallone in area, trova Pistillo, trova invece Comparelli, Russo restituisce sulla tre quarti a Comparelli con l'esterno, Proietti, lato corto dell'area di rigore, può mettere il cross Proietti, troppo su Deramo che va in presa alta, anticipare Lorenzo Lombardi e il pallone in campo, può mettere forse l'ultimo cross, pallone dietro, colpo di testa mancato da Lombardi, arriva Russo sul secondo palo, deve cercare un compagno sul secondo palo. Arriva adesso il triplice fischio, vince la Vigor Perconti il campionato d'Elite Under 15, parte la festa dei ragazzi di Delle Fratte che vincono 2-1 in finale contro la Tor Tre Tesse. Ricordiamo velocemente il gol al primo minuto, Narayan Troise l'aveva sbloccata per il Blaugrana, quindi il pareggio nella ripresa di Ferla e il gol del 2-1 che alza adesso la coppa e quindi continua la festa della Vigor Perconti che ricordiamo ancora una volta potrà completare il triplete nella finale dell'Under 17.